era stupendo, una stella. Il mio amore è grande, 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 il nostro amore è grande. In via Castagnè, a casa di Samuel Carletti, c'è un viavai di persone, amici, parenti. Poche parole, il rispetto di un dolore impossibile, anche solo da spiegare. Nora e Corrado, mamma e papà del 22enne morto ieri probabilmente per un infarto, parlano di quel figlio unico, amato, quel figlio capace di stupire, di sorridere sempre. Era una persona Solare. eccezionale, solare, stupendo, una persona col cuore grande, grande. Lui era sempre per tutti, andava via con i suoi amici, era sempre contento, era sempre la forza dell'allegria. Mi baciava sempre, mi abbracciava sempre. Le lacrime si fermano in gola, impossibile parlare, tutto fa male, anche il ricordo. Samuel, un viso pulito, dolce, capace di piccoli grandi gesti, come regalare un mazzo di fiori per la festa della donna alla mamma. Tanti sogni nel cassetto. Voleva fare un giro turistico in Australia, paese d'origine di Nora. Lo stavano aspettando tutti. Tutti lo stavano Purtroppo aspettando. E niente, invano. è vero, il suo sogno è stato infranto. Poi ripercorrono quei drammatici momenti, quando hanno trovato Samuel senza vita. È sceso, ha visto la porta non era chiusa, la tavola era ancora apparecchiata, è salito su, no, ha visto il letto vuoto e l'ha provato a chiamarlo, non rispondeva, ha preso la pila e è andato giù. No, perché quando sono La uscito ho sentito un rumore, ma non macchina, capivo. amore, era morto con la macchina accesa. La macchina era ancora in moto. Stava messaggiando, il cellulare addosso, i sogni si sono infranti lì, in quel momento, senza un perché. La procura potrebbe dare presto il nulla osta per il funerale.